Una guerra senza armi e puntando l'obiettivo sbagliato. La Sicilia resta scoperta nella trincea della lotta al coronavirus. Il comitato tecnico-scientifico non si riunisce da fine maggio. Intanto i riflettori sono puntati sui migranti, ma i mezzi di trasporto, le piazze e le spiagge diventano sempre più luogo di assembramento e le precauzioni sono ormai un ricordo passato. Nessuno dei casi siciliani, d'altro canto, è riconducibile ai migranti. Il virus arriva da nord, come nel caso del più grande focolaio siciliano, quello dell'Interland catanese. Secondo quanto hanno ricostruito i medici, il contatto zero catanese sarebbe avvenuto qualche settimana fa durante un corso di formazione. Lì un uomo di Mister Bianco, vicino alla comunità evangelica, è entrato in contatto con un professionista proveniente da Nord Italia, poi risultato positivo. Da quel momento in poi, come hanno ricostruito gli esperti, il Covid-19 si è diffuso nel gruppo di fedeli di Mister Bianco, Pedara, Santa Catalì Battiati, Mascalucia, Valverde, Zafferana e Tnea. L'altro focolaio attivo è all'Istituto Ortopedico di Giarrizzi a Messina, dove si contano 9 positivi tra pazienti e operatori. I migranti, invece, sono i più controllati.